come amica, insomma, no? Ecco, e trovo che sia molto brava, io apprezzo molto i suoi romanzi e lei lo sa. E faccio appunto una riflessione conoscendo tutti e tre i romanzi, no? E lei è molto brava nel descrivere le figure femminili, no? E le descrive in maniera molto circostanziata, molto ricca, no? Quasi sempre le protagoniste, no, dei suoi romanzi sono delle donne che hanno una grande forza caratteriale, che non dipendono da nessuno, che sono estremamente indipendenti, che però davanti alla passione alzano le mani e bandiera bianca e si arrendono. Quindi le chiedo, ti chiedo, come mai prediligi questa tipologia femminile di donna forte? Poi io ti conosco, insomma, tu sei una donna estremamente positiva, no? Molto determinata, molto forte, molto indipendente, quindi questa parte di te nelle protagoniste femminili anche la ritrovo, no? Nei romanzi, che come dicevo prima non sono erotici, sono di bei romanzi e basta, al di là di ogni classificazione di genere. Ma come mai ti piace così tanto mettere in scena delle volte la resa anche, no? Delle donne davanti alla passione, che nonostante un carattere così ben definito e così determinato, poi davanti alla passione amorosa in qualche maniera si riescono per arrendersi, anche se alcune poi hanno un riscatto abbastanza importante, no? Sai che io amo anche un altro tuo romanzo, un paio di ecco, però tu descrivi questa figura femminile, volevo chiederti come mai ti attrae così tanto questa tipologia di donna. Grazie. Grazie a te per la domanda. Allora, io ho tantissime amiche, conosco tantissime persone e tante persone non so perché si confidano con me. E conosco, mi raccontano tanto di sé, mi raccontano le loro storie e direi che il minimo comune multiplo di tante di noi, me compresa, siamo capaci di fare qualsiasi cosa, siamo capaci anche di partorire, che penso sia la cosa più grande che si possa fare. Gli uomini non potranno mai capire la forza che ci viene in quel momento, e se lo sapessero che forza ci può venire non si azzarderebbero neanche a guardarci, voglio dire, nel senso che è una forza che abbiamo dentro che dovremmo ricordarci spesso, pur sapendo di essere così forti, di essere dotate di così grande energia. Di fronte ad un uomo che ci prende, a questa passione, a un uomo che ci piace, a un uomo che ci attrae, a uno sguardo, a qualsiasi cosa, capitoliamo, non capiamo più niente. Ma questo è l'innamoramento, penso che possa succedere anche agli uomini, forse agli uomini succede in maniera diversa, però a noi, di fronte al vero innamoramento, quello vero, non l'infatuazione o così tanto per fare, no, difatti anche in questo libro ci sono tre uomini che potrebbero rappresentare i tre tipi di infatuazione. Uno è l'innamoramento folle, in cui dico proprio io avrei ucciso per lui e lui avrebbe ucciso per me, già anche mettersi in testa che uno ucciderebbe per te, già vuol dire essere un po' spostata. Poi c'è invece un altro, Brian, che invece è così, la persona che ti piace frequentare, con la quale stai bene, che sei sicura che è un grande amico, che lo sarà sempre, e poi succede che lui ti confida che è innamorato e tu così per non fargli del male, vabbè, ti concedi e poi magari anche scappi. E poi invece l'infatuazione con Didier, l'infatuazione che però non sfocia in un innamoramento e che lei stessa frena quando sente che sta per assecondarsi verso questa passione, perché la passione c'è, però si ferma lì.
mentre con Carlos non finisce mai. È una grande debolezza, è una grandissima debolezza. In questo libro spiego, nel punto in cui le amiche si ritrovano alla presentazione di un libro appunto della protagonista, e si mettono a discutere perché la protagonista dice che ha una certa età, dice io voglio un figlio da lui, gli altri dicono sei pazza, come fai ad avere un figlio da lui alla tua età? No, io lo voglio, se mi dite fallo, io lo faccio, basta che voi mi diciate fallo e io lo faccio. E poi alla fine vanno avanti con una discussione e alla fine la protagonista dice beh, non è giusto che gli uomini possano avere figli quando vogliono e noi invece a un certo punto non possiamo più averne, a un certo punto non sentiamo neanche più il desiderio e si ferma il mondo. Quindi se noi abbiamo il desiderio, se noi siamo ancora propensi alla passione, il mondo non si ferma, altrimenti si fermerebbe il mondo. Ecco, tutta una disquisizione di questo che può portare a dirti perché anche una donna forte può cadere, perché sennò si ferma il mondo. È una missione.